Buonasera a tutti. Solo qualche parola di ringraziamento e di diciamo un po' di ricordo di come è nata questa vicenda, come si è svolta fino ad oggi. Ecco, vorrei ringraziare Tania Micaschi e Antonio Paolucci per le loro relazioni su questo libro, perché mi hanno fatto capire, penso, cioè, mi hanno fatto capire ancora una volta che quel progetto che appunto era nato intorno al 2010, grosso modo, in realtà poi ha trovato una sua concretizzazione in questo libro e dalla lettura, dai commenti e soprattutto dalla evidenziazione dei temi che sono stati fatti dalle due relazioni, mi sembra che sia stato colto diciamo, il progetto iniziale di questo convegno e poi diciamo, in qualche modo un progetto depositato in questo libro. Un convegno che è nato da una serie di congiunture positive, perché è nato da una idea che è emersa in un incontro alla Biblioteca Erziana, luogo importante come il Custe di Firenze di incontro fra tutti noi. Io credo che noi siamo molto fortunati di avere questa opportunità di vivere in un mondo che è un mondo nostro, un mondo fatto di scambi, di amicizia, appunto, secondo le parole che ha ricordato poc'anzi Antonio Paolucci, riportate da Gerhard Wolff. È una grande fortuna sicuramente poter avere la possibilità di spendere molta parte delle nostre ore e della nostra vita in questi luoghi di incontro. E credo che per noi, e mi sembra che anche questo sia stato vissuto a suo tempo, al tempo del convegno, e in qualche modo anche presente in questo libro, soprattutto attraverso quello che è emerso dalle parole oggi dei due amici, e vale a dire questo convegno è stato un po' un'occasione di progettare insieme un po' la nostra vita, quella che è stata la nostra storia e quella che è un po' la nostra proiezione, se vogliamo, di questa disciplina oggi anche in grande crisi, una crisi che, come tutte le crisi, possono spaventare, ma possono anche aprire delle possibilità di grande interesse, almeno farci prendere coscienza che stiamo vivendo un momento tutto sommato abbastanza straordinario nel dolore, ma nelle difficoltà, ma anche in fondo nella grande apertura mentale, se vogliamo. E quindi dicevo, è nato questo convegno da una serie di congiunture fortunate, un primo incontro con Giulia Aurigemma alla Biblioteca Erziana, diceva ma ci sarà il centenario del 1912, ma bisogna fare qualche cosa. E io pensavo, dico, Dio, un altro congresso per organizzare è sempre faticoso. E poi appunto parlando con Alessandro Nova, che si scusa di non essere qui, ma aveva un altro impegno in partenza per Francoforte, e con Elisabeth Kiven, abbiamo detto ma sì, ma anzi poi sono gli anni della fondazione, poco prima del Kunst, poi appunto dell'Erziana, che intanto stava incominciando a riaprire i suoi battenti. E poi l'altra tappa del percorso è stata un convegno a Marsiglia del Comitato Internazionale di Storia dell'Arte, il famoso CIA come noi lo definiamo, e quindi era anche quello un'occasione importante, perché in fondo è un convegno che proprio parte, questo del 12 partiva dal convegno CIA. E anche in quel caso ebbe la sua benedizione questo convegno. Poi tramite gli amici Roberto Antonelli, Piero Boitani, Maurizio Calvesi, Alessandro Zuccari, accademici lincei, l'idea era quella, bisogna rifarlo negli stessi luoghi, e quindi siamo andati all'Accademia Nazionale dei Lincei, e il professor Quadrio Curzi è stato, devo dire, di una generosità incredibile, perché non solo ci ha messo a disposizione l'aula, quella storica, ma ha offerto lui la partecipazione dell'ospitalità del convegno e della pubblicazione degli atti. Quindi è stato, ripeto, una congiuntura che
non è stato soltanto una fortuna o appunto un caso. Io credo che sia stato proprio, posso dire che questo convegno è stato un po' un intreccio di incontri ed incontri intellettuali in tutti i sensi, cioè di trovarsi in fondo a mettere insieme le forze per ragionare su una problematica che ci coinvolgeva tutti e ci coinvolge tutti. Quindi io veramente per questo ringrazio, ma voglio dire ci ringraziamo, perché veramente è un convegno nato da uno scambio molto fecondo con Marisa. Il discorso è aperto da tantissimi anni su questi fronti e quindi ecco, non voglio aggiungere altro se non ovviamente ringraziare tutti coloro che poi hanno reso possibile la riuscita di questo convegno, la presentazione oggi, quindi grazie all'Accademia Nazionale di San Luca, in particolare all'amico Francesco Moschini e a tutti anche i vari autori che non sono presenti perché sono lontani. Tra questi voglio ricordare Jenny Anderson, che tra l'altro sperava di venire da Venezia. E Jenny è stata tra l'altro è stata presidente del CIAM, è stata una delle studiose che trasferendosi in Australia poi ha aperto tutta diciamo, la disciplina anche agli studi antropologici, cosa che commenta anche in questo libro, di come l'antropologia, anche per lei, quando ha deciso di fare questo congresso sulla storia dell'arte nel 98, mi pare, a Melbourne, era la prima volta che in fondo lei considerava la storia dell'arte anche come antropologia, scoprendo in fondo un mondo, quel mondo che appunto Warburg aveva per certi versi già scoperto molto tempo prima, ma scoprirlo forse in una realtà di una storia dell'arte così istituzionalizzata come è stata poi la storia dell'arte nel corso del Novecento, forse era ancora più difficile rispetto all'inizio del secolo. E invece poi questa importante apertura sul tema del Mediterraneo, sul tema dei confini, sul tema dell'inclusione e dell'esclusione, un tema che oggi, lo accennava mi pare Tania, a distanza di 4 anni, sentiamo che già 4 anni fa le cose stavano in maniera diversa rispetto ad oggi, cioè la grande apertura, i rapporti, la globalizzazione Oriente-Occidente, oggi abbiamo di nuovo i confini, abbiamo di nuovo le barriere e quindi veramente che sembra che siano passati chissà quanti anni, ma in realtà sono pochissimi anni, quindi questa diciamo, velocità che a volte un po' ci stravolge, però è anche a mio avviso una manifestazione di grande vitalità e credo che quello sia sempre positivo. Comunque grazie tante e passo la parola a Elisabetta.